chiamata? Allora, il signor Franco De Castelli. Sì. No. Franco Pietra. Franco dei Pietra. Castelli sta nell'altra cosa. Allora, attiviamo la modalità Twitch. Sì. Dobbiamo... Morì in compagnia. Ah, ok, ci vuoi. Direbbe un mio vecchio collega, cui passavamo le giornate facendoci battute del genere. Morte in compagnia, piglio cazzo e porta via. Sempre per fare la rima. Sempre. Continua, perché giustamente... Allora, ove arrivammo? A te. Con signorina bionda. Allora, facciamo giusto un rapido check-o-matic. Devo mettere anche ad aggiornare tutta la stream deck con i titoli nuovi. Ok, qui c'è. Qui c'è. Ok, tutto a posto. Allora, microfono acceso. Gianmarco, possiamo iniziare. È l'ora dello sbusto, è l'ora della morte che poi appare. Che poi appare. Devo scendere, devo salire, non ricordo. Io vado di qua, salti. Wow. Minchia. Wow. Ehi. Wow. Atleta. Aspetta, noi siamo venuti da là l'altra volta che facemmo l'attraversamento pedonale. Però sta zona è grossa. Allora, proviamo ad andare un attimo di là. Cadere giù, non cadere giù e muori che iniziamo male la live. Oh, ehi, ehi, ehi. Genoveffa. Dai. Allora, esplorazione. Magari stiamo tornando indietro. Chi lo sa, lo scopriremo. No, neanche io ricordo. Noi siamo saliti di qua spostando la cassa sotto l'altra volta. Quindi dobbiamo andare di qua. Ok, stavamo andando bene. Allora. Anche che sono stati 4 giorni fra Squid Game e il dottore ieri. Anche il buon Christian l'ho sentito oggi per chiedergli quando possiamo fare Alan Wake. Ha detto che è un po' occupato in questo periodo. Ho detto, caro Christian, io e Gianmarco già l'abbiamo finito. Quindi, quando tu sei libero, vieni tranquillamente. Cazzo, tua vita mea. Allora, noi dovremmo... Da qua puoi scendere. Scusa. Ah, ok, qua la sblocchiamo. Abbiamo sbloccato lo shortino per andare meglio. Ok. Facciamo salta 1, facciamo salta 2, facciamo salta 3 e dobbiamo scendere di qua. Oh, visto il signor Giovanni lì. Sì, Alfonso Frizzantino. Allora, noi ricordiamo, siamo qui per fare il film, so? Nel luogo che abbiamo visto all'inizio. Dobbiamo fare la scena extra, dobbiamo fare. C'è qualche dialogo, qualcosa? Allora, andiamo sempre dappertutto, non so mai sapere. Qui non funziona niente. Loro qui stavano cercando e ne abbiamo fatto il giro. Ah, ma qua a breve schioppano come le mosche. No. Ci manca poco, che ci manca proprio poco. Aspetta però, aspetta. Questo si ricorda la scorsa live, potrebbe succedere, vero? Sì. Aspetta, c'è qualche puzza che non mi puzza. Qui c'è qualcosa da esaminare forse. Allora, qui sono dei sgrondel talmente tanto potenti che anche gli FPS dicono, mamma mia, e cadono. Crudo combina guai. Cioè mi sta menando una stella marina con un occhio e non hai ancora visto niente. Questo lo conosco, è il pagliaccio o il medico è questo. Mi sembra pagliaccio. Ma l'avevamo già trovato però lo zio questo. Ok, difatti non è apparso il tutto. Quindi siamo già venuti qua. Io scommetto tutti i soldi che non ho al momento che tu vedrai un nemico di persona e dirai ma che cazzo, e questa frase ha senso, poi ci racconterai.
e da come ho capito nella Global non sono censurati. Ah, Difatti già i diavoletti con il pene rectus che nella versione CN avevano il pantaloncino, qui non ce l'hanno, qui non ce l'hanno. Molto bene. Quindi penso che anche lui non abbia quel cappello in testa. Diciamo così, il cappello sulla cappella non ci sta Bravo, bene, esatto. mettiamola così. Mettiamola in questo modo qua. Ok ragazzi. Aspetta, È aspetta. vero, nel 5 Royale, è vero, l'hai Ci visto, siamo. è vero. C'è anche lui. Ci siamo, questa è l'officina. Poi domani sera vi spiego come potenziare i persone e fare altri punti. Oh, porca merda. Sì, lo è. Accidenti, Cavolo, amico. Chris, hai un fiuto infallibile per la roba migliore. Esatto, grandissima. Forza, vediamo cosa troviamo. Sì, Sì. troveremo cuglie. davvero indizi sfuggiti alla polizia. Questo è l'inizio Ma degli del gioco esperti. quando c'era quello che Ma cosa stava è lavorando sfuggito? qui sopra qua. Sì, Ehi, guardate. Il treno. Wow, che cazzo mi sono andato a ricordare? Sì, nell'articolo. Il personale è ridotto, lavoriamo il triplo di prima. Sono l'unico rimasto che sa come azionare alcuni dei macchinari. Il laminatoio, le cesoie, il sistema di trasferimento merci, afferma Frank Stone. Sì, Esattamente, Frank Stone vedi. era l'ultimo a Hai sapere usare il ragione, sistema di Chris. trasferimento merci. Dovremmo Ed fare è ancora proprio così. sospeso là. Non avranno indagato. Non bene. Ah, giusto. Dubito ci siano corpi lì. Male non fa darci un'occhiata? Se solo fosse possibile salirci. No. Vediamo come fare. Dai. Dai, andiamo a giocare col cadavere, dai. Dai, dai. Godo. Vabbè, Deve esserci un modo per arrivare Meno male che io lassù. c'ho personaggi facili. vabbè. Grottolo. Tu fai nel presente più che altro. Allora, qua dovremmo trovare qualche Pam indizio. pam pam. Io spero davvero non accada come nella Dark Picture Anthology. Quelli li ho fatti tutti col mio amico che è venuto ieri a trovarci. C'è sta costante che in ogni titolo che facciamo di quelli, io per un motivo o per un altro, involontariamente non lo faccio apposta, Ma veramente. succede. Uccido uno dei suoi personaggi ogni singola volta. Per un motivo diverso io gli ammazzo qualcuno. Mi deve succedere. Vabbè, un bel cazzone pure per te già, ma no, io non tocco. Risolvo il problema. Tocco blu, non gioco più. Io quello è forse un titolo che non porterò in live, non perché non vorrei portarlo, ma giustamente ho dimenticato ieri di accennarle, ma già parlammo di sta cosa. Se il mio amico vuole che la sua voce si sente in live, non ci sono problemi, lo portiamo e ci facciamo le risate, no, altrimenti ce lo giochiamo io e lui in forma privata. Poi visto che ci sono vivi e quant'altro, al limite faccio passare un pochino per dimenticarmelo, perché con la vecchiaia io dimentico un po' le cose. Forse lì dentro c'è qualcosa di utile. Si sono un attimo rotte le ombre. Sì. Ci sono un attimo le ombre rotte. Gioco. No, ma perché c'è il vetro. Smigle. Capì? C'è il vetro. Ah, va bene. Vabbè, per la lore. Certo. Vabbè. Allora, noi dobbiamo entrare là dentro. Salve. Possiamo entrare? No, già, ma sono proprio rotte le No, no, ombre. il vetro, il vetro. Non c'è un Prendendo vetro qua, questo, Gianmarco. La porta dovrebbe Armageddon. aprirsi, giusto? Allora, Meteor seguiamo il Sera. cavo. Seguiamo il cavo. Questo è il carabiniere. Buon soir. È il forestal. È proprio lui. Sì, sì, visto che siamo nella tana del serial killer, ci servono le forze dell'ordine che ci aiutano. Fai un arresto. Questa è un'entità malvagia posseduta dal demonio. Sei autorizzato ad arrestare il demonio al limite. Poi non si sa se ce la fa, però. Allora, noi andiamo sotto. Vede ce lo dovrebbe avere il genere. In 4 giorni è il primo che riesco a giocare. Di che cosa? Vedi, aspetta, Carmageddon. Carmageddon? Carmageddon. Ma tu belle condici, così, Che bello. Io non... No, era preoccupato, quindi gli è venuto un attimo di... capito? Si è commosso, si è commosso. Non c'è manco un cazzo di indizio. Scopri cosa ha trovato Robert. Roberto? Cosa hai trovato, Roberto? Vabbè, che hai trovato? Ah no, sono 4 giorni che lavoro solo lunedì 7-19. Ah, ok. Penso ogni tanto lo puoi fare anche tu, pezzo di merda. Questi sono i generatori di Dead by Daylight. Ehi, oh, ehi.
Pad, parliamoci chiaro, non ci sono i soldi per comprare un sostituto al momento, quindi almeno per un altro mesetto funziona e non rompere i coglioni. Dai, fai bravo. Rotto? Quindi pure Così qua dobbiamo pare. fare il generatore, Sì. mo? Il Fa generatore è vedere. rotto. Ehi, sì. posso chiederti una cosa? Sì? Perché non mi hai chiesto di aiutare nel film? Oh, beh, è di Chris. Decide lei chi ci lavora. Sì, ma lo sai che sono un grande fan dell'horror. Potevo aiutarvi dall'inizio. È che... non era... Non era? Giriamo un horror, sì, ma tipo... Non lo so, il punto era fare Sto dicendo che qualcosa con la mia Gianmarco mi ha ragazza scritto, e... tu stai qua, è la con notifica la di mia migliore stamattina. amica. Vabbè. Ma... solo noi. Ma quindi... io sono in mezzo, no? Allora, potete votare tramite il sondaggio che dovrebbe essere apparso in chat, avvisatemi se lo vedete. Se funziona o meno. Effettivamente tu hai fatto anche il piacione quando è entrata nel negozio. Vai di diffidenza, vai. Ok. Tu vuoi fare il protolo, tu vuoi protolare. C'è la versione napoletana, frate, stai guardando a Guaglione mio? No. Ok, è andato, grazie. Ok. Ultimamente hai passato parecchio tempo con la mia ragazza. Ah no, aspetta, sai se cos'è passo che veloce fa per prende la l'80% scelta mia, del quindi tempo ho che altri siamo secondi per insieme? rivalutare la cosa. Ok, Ripete ok. quanto è meraviglioso il suo ragazzo. Certo. Che? È anche un po' una palla. Che si dice, bella gente? Fare una battuta che solo tu puoi capire. A quella porta là serve Aiutala a un montare i corrente mobili per a aprirla. casa. È in funzione? No, purtroppo è fulminato a dovere. Ci penso io. Sì. Basta Dopo trovare delle tutto parti è- e tornerà come nuovo. Aspetta che Chiamo c'ho la Amy alle bobina, ricerche. aspetta. Ok, e poi lì, hai capito? Oh, vai, meglio, riposati pure un po', gioca un po', ti Vai, rilassa. grazie mille che sei... Sì, Ci riposati un sentiamo po', in non ti questi preoccupare. giorni, Gere, solito. Io sto giocando a rematch con Alessandro e col Flash, quindi se ti capitasse la voglia di gioco di comprarlo, 20 euro, passa la paura. Trova le parti per E vieni riparare a il fare- generatore. vieni a fare più lock con noi. Ah, ma io sto parlando dal tuo microfono per Forse tutto va il nel tempo. generatore. No, a posto, a posto. Vabbè, si sentiva comunque, quindi tutto a Sono posto. sgrondel. No, però Tra l'altro- perdonatemi, devo fare un attimo una cosa, perché sennò io non vai, ce la vai. faccio proprio nel mio intimo. Regan, io mi sto Non azzeccando. ce la faccio. Mi sento proprio dentro il Blue Lock H24 tutte le partite che faccio. È Io ho fatto veramente una figo. partita, mi sono intossicato, quindi... Bellissimo. Sensazioni, Appena esce il crossplay, ragazzi, rematch Enzo e Jammox contro il mondo. Serve il terzo, però, almeno fare 3v3. Gioco reggi con le ombre alte. Esattamente, Regan. Molto bello comunque, per 25 euro spacca. Devo essere onesto. È bello, mi stavo divertendo. Ho fatto una partita con un, mi dispiace dirlo perché non lo conosco personalmente, Dica. un cretino che dopo che ho fatto 2 assist per far fare 2 gol, ho fatto pure un autogol che uno si mette davanti. Vabbè, e può va succedere, bene. tranquillo. No, tranquillo. riscendiamo con le ombre perché è proprio un problema. So sarà No, il se è DLSS, un problema va qua, sì. bene. A questo punto non ricordo che l'altra volta facessi No, così, forse però. è qualcosa della zona. Domani ma mi è. ci metto ad aggiustare un attimino le cose e tutto. Allora, si prendeva il pallone e andava dalla porta nostra alla porta avversaria. Gli avversari prendevano il pallone E ce lo metteva tiravano nel e culo. segnavano. Sì. Da 2-0, 2-1 a causa del mio Devo autogol, lo trovare dei ammetto, pezzi. è finita 5-2 poi. Che questo non passava un pallone, non faceva niente, ha fatto tutto il resto della partita giocando da solo. Quindi ho detto Sì. no, grazie. No. Sì. Però ecco, se c'è Gianmarco, se c'è qualcuno con cui giocare e collaborare, Per ma il ci generatore. gioco con piacere perché è No, bello ma proprio. io ci sto bello giocando proprio. principalmente Bello proprio. quando ci stanno i miei amici. Da solo mi faccio qualche partita, ma me la gioco E col da generatore? assist man, perché già so che Manca tanto poco. la palla non mi Finisco arriverà la e se mi riparazione. arriva
faranno di tutto per distruggermi gli avversari l'unica volta che ho il pallone. Quindi Però l'idea è bella, il gioco è Sì. simpatico proprio. gli devono mettere Bello solo proprio. qualche skill in più da scegliere per personalizzare il personaggio. Là poi Io credo possono che anche quelle venire. cose lì arriveranno col tempo. Che sta andando bene comunque Molto il gioco. bene. Quindi se lo continuano. A superare. No, hanno aggiunto la meccanica di riparare i generatori, così come in Dead by Daylight, ma lo devi vabbè, fare ci solo sta. come Alla minigioco. fine, tra virgolette, fa parte della Allora, timeline. tenendo premuto RT per riparare il generatore appariranno dei test abilità. Ciò vuol dire che nella seconda parte del gioco, dove ci inseguiranno gli spiriti, Dovremo fare avremo anche questo. poco tempo per riparare il Non generatore. sarà facile. Tieni premuto RT. Premia quando il puntatore è nell'area di successo. C'entra la parte solita aggiunta progressiva. Può mancare l'area. Ok. Ho visto un tizio che faceva il portiere. Allora, Regen, devi sapere, ogni gol ruotano i giocatori in porta, quindi si fa sempre una volta a testa. Se però a uno piace particolarmente il portiere e si trova e si sente Portiere sicuro, volante. si switcha. Semplicemente, tanto l'importante è che uno della squadra sia nell'area di rigore vostra. Se ce n'è uno gli si mettono automaticamente i guanti, se ce n'è più di uno è il primo che era entrato. Quindi si può fare in qualunque modo. Io esco dalla porta, entri tu e diventi tu il portiere, molto semplice. Ed è No, molto è bello, divertente. comodo e divertente il gioco. Il problema sono le persone. Sì, Bel lavoro. trovi un sacco di... Vabbè, Regen mi Grazie. conosce il Blue Lock, quindi trovi un sacco di egoisti proprio, Regen, di egoisto. Scusate. Un gioco di calcio 3 contro 3 e fai l'egoista. Comprati un gioco single player dove giochi da 3 solo. contro 3, 4 contro 4 e 5 contro 5 5. contro 5. 5 contro 5 una mina Non l'ho devastante. mai provata, Bello. manco fatto, ho detto ho fatto sta prova, Bello. allenamento, una partita, ho detto no, mi intossico. No, ma E l'ho deve... visto bello, no. Apri la porta, alimentato, ok, giustamente la porta di lì. Oh, Francesco ce l'ha. Organizzatevi. Che mi sono dimenticato di dirlo, l'ho videochiamato oggi. Ha provato L'abbiamo anche a detta me. Con la sta cosa. corrente Io stavo la al porta lavoro dovrebbe ora. aprirsi. Sta sul pass, sì. È sul Game Allora Pass. sì che si Purtroppo ragiona. non c'è il crossplay ancora, però Regen, quindi non possiamo ancora giocare insieme io e te, almeno. Quello come esce il crossplay lo Come? mettiamo sulla play qua. Qua Io qualcuno tanto poi ci c'ho facciamo. c'ho l'abbonamento, prendo, faccio, collego. Ci mi facciamo scarico, una partitina È pure, ecco, bloccato. se lo prendi tu o Forse c'è un qualcuno, altro facciamo 3 partitine in live, ci facciamo quell'oretta, Tanto dura 6 minuti una partita, così. ci facciamo 2 risate e poi ci facciamo un altro titolo, non ci siamo rubati assolutamente niente. Non ci sono indizi, non c'è niente. No, nostra porta chiusa. Signorina, è chiusa la porta, ma dobbiamo spingere questo. Push the snitch. Push the snitch. Chissà che fine ha fatto Push the snitch. Io spero sia vivo. Io spero sia ancora vivo. Più Allora, che entrai nella beta di Outlast. Mamma mia. A parte che è un titolo che voglio riportare, che cazzo sta andando avanti e stanno aggiungendo altre cose. Dissi già, ma vieni qua, ci divertiamo. Iniziamo sta partita e troviamo Bello. sto ragazzo russo. Io e Gianmarco ad un certo punto eravamo piegati in due dalle risate. Ragazzi, giovanotto tra l'altro, era abbastanza giovane. Push the Push snitch. the snitch. Push the snitch. Andrei. Dove andrebbe? Non si sa. Però dove andrei? Una parte dove ci stavano inseguendo i nemici, io vado a scavalcare una cosa, dopo che l'aveva alzato ero tornato indietro per salvarlo. Come fanno i Ci bruci? inseguono, io salto su una scrivania, lui corre verso la porta, entra nella porta e mi chiude la porta in faccia e mi fa prendere. Gli ho detto tante di quelle parolacce che non I'll credo save you, abbia I'll capito. save you, Wesker. Save you sword. I like your voice. Bene. Io ero piegato quel giorno, Vediamo non un ce po' la cosa facevo. c'è qui. Mannaggia la colonna. Ieri col mio amico con cui abbiamo fatto quasi 800 più ore su Rainbow, questo mi stava dicendo e gli ho detto che una prova a breve la voglio rifare. Mi ha detto ci ha giocato. Allora noi per tutto il tempo in cui abbiamo giocato, si era arrivato ad un certo punto, noi abbiamo fatto solo le partite libere, non abbiamo fatto classificate alte, che giocavamo soltanto per divertirci. Pure nelle partite semplici troppa acidità, troppo no, tu devi fare Sì. così perché fai così.
Ma non mi rompero Ma cazzo. vai a fare le Porca classificate, non rompere i coglioni. Dici? Può essere un contatto diretto con Frank Stone! Io Oh, poserei wow. quella chiave. Andiamo? Vediamo se la chiave sblocca il carro. Oh, Smolder! Ciao, bello! Bonsoir, Smolder. Non Buonasera, voglio bello. entrare nel treno della morte, però Gianmarco. Fuggi tuo. Lo piangi tu. Ma non potevate girare via col vento? No, Io mi preoccupo per voi, ragazzi. Recuperate. Ma l'epoca potete fare via col vento in modo tuo. Usa oggetto, metti chiave. È divertente Smolder, Franco Pietra. Ho fatto molto bene. Sì, è Qualche molto simpatico. problemino grafico e ogni tanto calano i frame, le ombre si sono sminchiate, però fatto molto bene e lo consigliamo. Allora, di qua non c'è niente, prova. Angolo verso. Su. Dobbiamo andare più su. Ok, andiamo più su. Siamo ancora alla parte tranquilla di trama. Va. Allora, qui adesso per fare un riassunto delle puntate precedenti, il gioco si svolge su 3 linee temporali diverse. Nel futuro, ai tempi moderni, mettiamolo così, 3 persone sono state invitate a casa di una ricca ereditiera facoltosa che abbiamo già visto e scoperto essere una sorta di entità sovrannaturale, Una specie di strega quasi. che ha invitato queste persone che erano in possesso di parti di un film maledetto girato dove in una cittadina americana tanti anni fa un uomo è impazzito, appunto il carissimo Frank Stone, aveva rapito un neonato e abbiamo fatto la prima parte giocando come il poliziotto che l'ha catturato e sono successe un paio di cosine strane. I ragazzi qui sono appassionati di cinema e stanno girando un film horror amatoriale. Scusa, abbiamo l'acciaieria dove c'è un serial killer morto sguazzato. Non gli va a girare il film là dentro? Per Fordols. E già stiamo trovando cose e situazioni particolari. Sti ragazzi mo a breve passeranno dei problemi. Ecco, così siete aggiornati. Quasi me lo mettono nel carrello, stavo puntando Until Dawn, ma 31 euro mi sono ancora troppo. Effettivamente Until Dawn sono passati pure Guardati, 27 anni. guarda, Però. allora, a parte che potete votare, lo dico pure a te, su quale scelta prendere. Senti, andiamo noi davanti, proteggiamo la donzella. Aspetta un In attimo. una delle linee temporali bisogna far vedere la fuga da Anna Frank. No, non c'è quella. Non c'entra Bene, non niente, c'è. Ray, che non ci azzecca Mulder, nulla. guardalo giusto in qualche scena, vedi se ti prende e se ti piace la storia. Tanto ti ho fatto riassunti senza spoiler per fortuna. Prendilo se ti piace. Parto io. Ok, quick time event, Facile come aspetta. contare fino a... Ti puoi manco distrarre in questo gioco. Se è così facile. Ma si salta? Ho sbagliato a premere. Grazie. Non è morto. Sei fortunato che sono più pronta di lui. Sì, ho sbagliato, Ora scusami. capisco perché Jaime non era mai titolare. Sì, coach di merda. Credici quanto vuoi, bello. Ehi, guarda te. Però pure tu, no, grande ragazzo Cavolo. americano grosso di colore, devi Dritto fare nel muro. manco un metro di salto e fai quel salto di merda. Oh, è vero. Cioè, ho capito. Allora, cosa abbiamo trovato adesso? C'è una mano in un barattolo, ma va bene. Che perché cazzo? no? Oh, merda! Cacchio! Quello è... Sì. E anche degli amici. Allora, qualcosa collegato comunque a Dead by Daylight, il culto, eccetera. Ma questo... Ah, ma capì, il signor Questo è Franco veramente Pietro, come è assurdo. collegato? Sì, è stata una bella botta di culo per il Io avevo mondo detto, nostro. ecco, è morto un personaggio. Allora, quindi già da questo possiamo capire che Frank Stone non era lo psicopatico che uccideva persone No. così, c'era dell'altro dietro. Raccogli. Questo è il diario che abbiamo visto all'inizio dal custode. Sì. Chi sono queste persone? Parker,
non voglio avvicinarmi, sentire ogni colpo, udire le loro urla. Kessler è. Stavolta deve durare di più, maggior controllo. Sul collo dei piccoli taglietti non sporcano, assaporare la paura. Così, questo è il diario di Frank Stone su come uccideva le sue vittime. O come voleva uccidere le sue vittime. Una creatura forgiata per purificare il mondo. Usa ciò che ha a disposizione. No, non quello che vedo di notte. Incutere terrore, tagliare e sistemare. Quindi tutta la progettazione del suo costume. Lui credeva di salvare il mondo da qualcosa. Oggi te la butto lì. Deve essere da qui. Frank Stone ha creato un'arma specifica per ciascuna delle sue vittime. Allora, due sono le cose. O Frank Stone faceva parte di tutta questa entità, o in realtà lui stava cercando di salvare queste persone che aveva capito chi veniva maledetto. Però stava buttando giù il pupo. Forse era un pupo maledetto. Un pupo maledetto. Diciamo che sto periodo con i pupi non siamo molto... Ma Pupo poi alla fine è andato sul fronte ucraino. Non so. Immagino che la polizia Calren non abbia mai Jr. è collegato amica Frank Stone a assassinati, tu. sostiene la polizia. Lunedì 17 settembre 1962. Dopo diversi giorni di indiscrezione e speculazione, ieri sera lo sceriffo Lloyd Kushik ha confermato di stare indagando sulla morte di George Cullen e Joyce Barton, avvenuta lo scorso giovedì sera all'Oakline Point in un duplice omicidio. George Cullen, 28 anni, figlio del rispettato proprietario della farmacia di Cedar Hills, William Cullen, e la sua amica Joyce Barton hanno perso la vita dopo che la loro auto si è schiantata e ha preso un fuoco. Gli agenti hanno lavorato instaccabilmente per tutto il weekend e hanno infine determinato che l'auto di Cullen era parcheggiata quando è uscita dalla carreggiata, indicando l'implicazione di un terzo. Per fornire aggiornamenti sul caso, lo sceriffo ha assicurato ai residenti che il colpevole o i colpevoli, qualora ve ne fossero, verrà rapidamente identificato e tratto in arresto. Indipendentemente dall'indagine dello sceriffo, William Cullen ha offerto una ricompensa di $1.000 per ogni informazione che portasse all'arresto di un eventuale sospetto. La notizia di un ennesimo omicidio all'interno della nostra pacifica comunità è uno shock per noi tutti, specie dopo così poco tempo dall'omicidio della vedova Dorothy Clay, avvenuto a luglio. Ma come in quell'episodio, quando Elvin, nipote della signora Clay, fu catturato e accusato a seguito di una rapida indagine condotta dallo sceriffo, dobbiamo tutti sperare e pregare per un epilogo rapido e giusto. E se sta qua dentro è stato Francuccio Pietro. È 2 secondi sopra il tempo. Sì, deve Ieri è migliorare stato il più tempo. veloce. No, ieri è stato più veloce. Allora, aspetta, visto che questo esamina. Aspetta un attimo, vediamo pure se c'è qualcosa. Ehi. Sarà Esamina mano. successo con l'impatto. Non puoi fare altro, ok. Armadietten. La botola come in Dead by Daylight. Ok. I ganci, ok, va bene. Quelle poche cose che so di Dead by Daylight le sto vedendo. C'è una testa. Wow, lo stavo per dire, porca la miseria. Che c'è? Oh! Merda! Credo sia una vittima di Stone mai ritrovata. Ma uno non vorrebbe Dubito che dire. la polizia abbia Polizia, mai lavoro di trovato merda. Come lo sai? Non avrebbero lasciato tutta questa roba. Perdonami, ma devo andare a chiamare mio padre ora. Cosa? Questa è tipo roba seria, bello. Ma non non si voglio scherza. fare battute Non razziste. puoi Siamo chiamare in lo un sceriffo, gioco horror. pensa Se sul di serio. colore ti stai Dobbiamo allontanando in andarcene. un'acciaieria. Devi stare indietro! Aspetta! Come vuoi che finisce sta cosa? È Chris, male. lo so che tu tieni molto al tuo film, ma questo posto ora è parte di una vera scena del crimine. Ma di mille Oh, su anni questo fa ha i casi di ragione. omicidio non cadono in prescrizione. E noi adesso stiamo alterando delle prove preziose. Lo capisci o no? Ma il film? È andato. Credevo che tu... Ha ragione. Chiamiamo lo sceriffo. Abbiamo tutto. Ma... No, dobbiamo girare la scena extra dell'altra Non ragazza. toccare nient'altro, ok? Sì. No, ma guarda, hanno reso bene la cosa che, diciamoci la verità, se non era per ragazzi così, Dovremmo andarcene da qui. soprattutto in un certo periodo storico, che si mettevano a
film amatoriali come stanno facendo loro, ecco, tanti capolavori poi col tempo non li avremmo avuti. Dobbiamo Però andare. benedetti ragazzi, state vedendo i segnali di andarvene, non è che dovete aspettare la testa in un barattolo per andarvene. Tanto mo non se ne andrà. Ma ti sei portata la mano? Forse Scusa. è meglio aspettare fuori che ritorni Robert. Allora. Ce la prendi e poi la vai a mettere a posto. Per fare Quando delle andiamo a casine. mettere a posto oggi? Allora, oggi noi abbiamo fatto tutto il giro, abbiamo sbloccato le scale, lei sale e la va a mettere a posto. No, questa è una stronza. Una brutta Il problema, baghetta. Gemma, io mo mi sto facendo i conti in un altro modo, ma l'altra che fine ha fatto? E sta fuori con la sorella di questa. E magari stanno a trombare. Sono vive? Magari trombano. Sarà una buona idea spostarla? Non me la perdo una scena del genere. Il Ok, problema è ma non ci una dimentichiamo il prova. fatto della Nessuno telecamera. può dimostrare che lo sapevamo prima di girare. Negazione plausibile, no? Non credo significhi quello. Beh, non Fammi diciamolo a tenere le nessuno. mani vicino al padre. Qua. È solo che a me non sta bene. Comportamento di Ok, Cristi turba. capito. Non ti importa come sto? Ma certo che mi importa come stai. Ti prego. Dai, lascia stare questa scena e torniamo fuori ad aspettare Robert e suo padre. E la telecamera sta Assolutamente subendo non mi l'influenza piace il fatto di che mi quello che costringi c'è a nella scegliere tra telecamera. te e il film. E a me non piace dovertelo chiedere. You haven't given me much of one either. Yeah! Ahimè. Pure l'altra volta Io l'ha lo fatta. capisco che cosa vuoi dire. Possiamo parlarne. Ma Senti, adesso sono americani, sono abbiamo patriottici, davvero quindi poco ogni tanto tempo gli e esce... voglio soltanto Questa è pensare stupida a forte, finire comunque. tutto e Falla morire. andarcene. No, che fa morire? Falla E morire. una volta Ma che che Ti avremo autorizzo. Finisce saremo qualche di problema tu in nuovo io e futuro te. poi. No, no, tu falla morire. Vai, vai, ma se ce ne andiamo da qua dentro. Sì, pure io, Reagan, questa deve morire. No, ragazzi, vi ripeto, visto che sono 3 linee temporali diverse, che poi in realtà lei proprio... Non c'è al momento. Non c'è stato un dialogo nel futuro in cui si parlava di lei, solo detto Pare di no. Qualcuno è morto, ma non mi ricordo chi. Però sì. No, è morta Elodie, se non mi ricordo. Ok. Sì. Poi intanto sì. teniamola viva adesso. Apprezzo che mi ascolti. Grazie. Prego, Sì, ecco qua. A posto, tutto risolto. Oh. Ragazzi, non fate ciullatina qui con gli spiriti, perché Allora, aspettiamo fuori. tu vai. Io arrivo subito, promesso. fu così che non la videro più. Non farmi ingelosire con una mano mozzata. Ah, Era proprio il E io momento, forse senti, mi hai rotto il invece cazzo, vado dovrei- via, restiamo in aia. Vabbè. Ecco. E no, questo mo è un problema, già, ma questo... Io ho avuto dei barattoli, ho dei barattoli qua a casa, non fanno questo. Non fanno tutto sto bordello qua. Era tu col drone, esattamente, Reagan. Ok, qui è dove è morto Franco Piesra. E qui dove morirà anche lei. Questi mo veniamo... Eccola qua. Cosa? Ma Oggi credo che tu debba correre. Io me ne andrei subito. Un giro nell'acciaieria così, me lo faccio pure, però se vedo questo, alzi via, fuori, subito. Allora Gianmarco, questo è un problema. È Franco, è Francuccio. Franco Pietra. Frank is back. Giustamente siamo all'inizio del gioco, il protagonista dà il nome al titolo, se non appariva Oggi di... della spura. Cosa c'è? Oh cazzo, lo vede solo con la telecamera. Ma lui non vede niente. Porca pupazza.
Cioè, mi lo dici pure, vai subito. Ma vai subito. Ma c'è Franco Pietra, sei C'è pazzo! Vai, aiuta. Sei pazzo! Ma non scherzare lascia proprio. andare quella Ma che lascia puttana nel andare? Void! Ma che lascia andare? Ma guarda Franco! No, Franco sta là, non ci stiamo noi. Sta pensando. E se te pusha? R1 X. Risolve tutti i problemi. R1 Sì, sì, funziona. Fidati, funziona. Pallonetto. Detto, va. Fai il sombrero, vai. No. 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 Almeno dammi un quick time event. Sì, Mi ha proprio scelta. se non mi sbaglio, però lui era morto. Lui aveva detto lo zio Jaime era morto. Quindi lui è morto nel futuro. Quindi forse questa cosa è canonica? No. Ah, lo zio, aspetta, ma sai come andava? Tu provavi Sia a che scappare, scappi forse o quello che inculava. sì, sì. Lo scopriremo. Tocca a me. E intanto, -1. A posto. Garan Manor. Behind the Gate. 2024. Niente? Ha fatto tipo Super Niente. Saiyan, Sì, così è tagliato Non vedo così. nulla. Bridget. Dammi retta. Eh. Stiamo solo Ah, perdendo qui c'era la porta Non mistica so cosa super più, c'è è lì vero? dentro, ma è talmente importante che l'ha nascosto qui. Credo vada risolto per entrare. Allora, vai, già C'è ma un vano vuoto. gli enigmi C'è è un roba pezzo tua, lo sai. mancante che va lì. Non esattamente. Ma questo è semplice, Ok. trova un pezzo e metti Supponiamo qua. che ci mettiamo a cercare ovunque quell'affare cilindrico. Tagliato. quello che è. Stan, tagliato. Anche Sì, se lo tagliato. trovassimo, che Tagliato. facciamo col resto? Forse c'è qualcos'altro nell'atrio che può servire da indizio. Chi lascerebbe un indizio per una serratura super complicata sotto il naso di tutti? Praticamente di fronte. Se provassimo... questo? No, ma non si mette mano in una porta col ragno sopra che tu... No, non si fa. Però. Bella Ma pensata. non si fa. realtà non credevo avrebbe funzionato davvero. È quasi come si se fa. lo sapessi già. No, non credo. Stan è un coglione, non penso. Eh no, serve uno Ma sgrondello. c'era qualcosa? Si è mosso qualcosa nel buco? No, non ci ho fatto caso. Già, prova a mettere. No, io ho visto qualcosa. Vabbè. Vabbè, io ti credo. Questo l'abbiamo visto l'altra volta, però tu raccogli. Questo è il libro che abbiamo visto l'altra volta, ok. La storia di come lo sceriffo si è preso il merito di tutto e ha buttato tutto all'aria. Io avevo già visto tutto qua. Sì, che eravamo andati qua, abbiamo parlato con lei vicino alla balconata e poi abbiamo switchato. Semplicemente ha avuto un istinto da Chad. Come si correva, ti ricordi? LB L1. Grazie. Allora lì serviva una chiave. Sì, Non No, si questo entra bicchiere- senza chiave. Andiamo così, passi un bicchierozzolo. Merci. Qua sono i cosi, eh? Sì. Allora, vuoi andare giù, vuoi andare su, Credo che dobbiamo vuoi andare sopra. incontro alla morte? Che vuoi fare? Ok, allora. Sì, tanto vi fa vedere con il contorno bianco, eccolo qua. La legione. Questa pure amicizia la di sangue. ricordo. Frank, Julie, Susie e Joy. E poi io Dead by Daylight lo comprai al day one, poi non ci ho più giocato. Tanto là dentro ci sono tutte le saghe che Sì, piacciono sì, a una me, marea. in un unico gioco. Porca la miseria. È arrivato anche FNAF finalmente. Legione. Cosa aspetta, mica ti posso... No, è sempre solo un oggetto quando sta... No, non c'è il cordino. A posto.
Allora, oh, ecco qua. Recensione del film Murder Mill. Recensito presso il secondo Fan Festival Desideri Demoniaci dal vostro corrispondente Rabbit Hound. A un primo sguardo, l'unica vera pecca di Murder Mill è la sua incompetenza compositiva. L'equivalente cinematografico dei figli di tua sorella che mettono su un siparietto per la famiglia prima della cena del ringraziamento. Il film inizia tristemente per poi dissolversi in un mezzo con cui i registi non riescono a spaventare noi, il pubblico, anzi ci mostrano quanti altri e migliori film horror hanno già visto. Il punto è che questi aspetti non sono poi così inusitati. Non conosco questa parola. Cioè non riuscivo a leggere, non Non l'ho la mai conosco. sentito. Se conoscete il significato di questa parola, inusitati nel genere, e sono anzi diventati, chi più chi meno, la media del circuito di questi festival. La cosa inusitata invece è la strana e tormentosa sensazione che ha pervaso il pubblico delle 22 sin dalla prima Forse era inquadratura. inusuali, lo zio. Sinceramente non mi spiego il perché. Vedi se c'è un'altra pagina. Murder Mill non ha nulla che un pubblico simile non abbia già visto prima, ma con lo svolgersi del film le saltuarie risatine dei pessimisti del genere si sono tramutati in movimenti irrequieti nelle poltrone, maniche e coprimate in volto e fughe irregolari e violente dalla sala. Il senso di terrore generale quella notte era palpabile e diverso da qualunque cosa io abbia mai provato o abbia voglia di provare ancora. La proiezione è stata per bontà divina interrotta, c'è da dire, quando due sbandati hanno assalito delle persone del pubblico per poi aggredirsi a vicenda, trasformando un'uscita al cinema alquanto mediocre in una bolgia infernale. C'è un, C'è un Grondel, sì. un po' di problema. La proiezione questo recensore non ce l'ha fatto uscire in fretta dal cinema. Ok, è corretto recensire un film che tecnicamente non si è visto per intero? In questo caso sì. Detto francamente, quanto ho visto mi è bastato. A un certo punto rispolvererò il film per giudicarlo nella sua interezza? No. Soprattutto a causa del terrore velato che mi permeava, scusate, mentre lo guardavo. Forse credo di aver capito una cosa. Soprattutto a causa del terrore velato, non so se si tratti di un trucchetto o di una specie di stratagemma della produzione, non so neanche come potrebbe mai essere possibile. Ma c'è da ammettere che chiunque abbia in mente una mente tanto arguta da ideare un piano così infido sarebbe sicuramente in grado di realizzare un film migliore di questo. Tutta la prima parte del film, merda perché è il classico film amatoriale. Poi sulla parte finale, sì. Ah, ok, inusitato esiste, però è più arcaico, è come inusuale. Ok, grazie. Non si sa proprio perché hanno voluto fare inusitato. Poi io direi $2 meno a inusitato, che comunque è una parola che esiste, o meno per un pochino in più per i bug fix e migliorare il gioco, sarebbe stato forse un attimo meglio. Allora, casa d'aste Long Island. Sono un sacco di Fattura. dollari per una pellicola. Ad Augustin ha preso un pezzo della bobina, ha pagato un bel po'. Vedi se c'è qualcosa. Grondel. Ok, chiaro. Quindi si è creato tutto l'alone di film maledetto che poi non è stato manco visto per intero. E Augustin, che sappiamo che è una divinità, sappiamo che è un'entità un attimo particolare, Sì. sta cercando di vedere il film. Ma se c'entra con Frank Castle ed c'ha delle abilità, scusa, non poteva andare direttamente a prendersele col potere mistico? Sì. Dovrei usarla per il mobiletto al piano di sotto. Ok. Stan già è sceso giù. Devo fare le scale un po' più grandi. No, re. Manca qualcosa. Bronzel. Sì. Serve un pezzo. Sarà giù. Sopra non c'era niente. O è quella statuina lì. Vedi se si possono esaminare gli oggetti sui mobiletti. Questo no. Grondels. È Eccolo così qua. strana che deve essere per forza importante. Chissà se si apre. No, questa era un'altra cosa da fare. Ok, allora giù. L'unica cosa puoi provare Sì. giù.
Magari era pure qualcosa che abbiamo visto prima, ma giustamente non sapevamo che potesse servirci. Ah, l'albero qua, è vero, quello che abbiamo visto prima. È vero. Possiamo andare? Senti, togli. Grazie mille. Siete scesi inutilmente perché già abbiamo fatto. È una specie di martello. Forse appartiene alla statua di quel tizio. Ma la proprietaria per ogni volta deve fare sto casino quando vuole entrare nella sì. stanza Ecco demoniaca. riuniti un montanaro e il suo martello. Ok, è ora di aprire quel cancello. Vai, Gianmarco, fatto. Ti attende ricchezza, fame e potere. Vado. Vai Gianmarco, vai. Stai, però non ti mettere davanti ai coglioni ogni volta. Porca la pupazza. Che premio si cela dietro la porta misteriosa? Ah, voglio davvero saperlo. Forse Ecco è qua. uno schema, ma non posso fare Ok. testa o croce. Né testa e testa e testa. Mm. Sì, fai martello albero e casa. Così. Sì, le cose che abbiamo visto. Poteva andare peggio. Ma una tessera elettronica da mettersi in casa? No. Oh, tutti i costumazzi. Ragazzi. Vai Manu. Sono io. Insomma, è tipo la sala dei protagonisti di The Conjuring. Tutte le entità maligne sono qui dentro. Beh, se volevate sapere come funziona la mente di Augustine, desiderio avverato. È viva? Non so cosa mi aspettassi, ma non era questo. Guardiamo in giro. Attenti. Allora, porta è questa, quindi... No, Ok, non sono tutti esaminabili, ok. Questo sì. Maschera coniglio. forse pure questo è qualche Gli personaggio di Dead by occhi Daylight. sono fermi, non si riescono a vedere, ok. È una specie di museo per... vai a capire cosa. Ma di sicuro non Ok, per a cose di destra c'è il questo quadro a mondo. destra lì Sì, che sì, è ho visto. osservabile. C'è la statua lì. Ehi, Linda, guarda un po' qua. Ci capisci qualcosa? In realtà sì. Questo è un contabile Come nella azteco, Profezia del un Male. ragioniere. Uno dei miei film. Mm. Sai, quando aprono la tomba. Ah, certo, chiaro. È esattamente quello, tale e quale. Non ci sono tombe nella Profezia del Male. Oh, Figure me. sì, scusa, mi confondevo con... Poi per lui, Ciao per lui. Adesso non ho mai inserito una tomba in nessun film. Non vado matta per maledizioni antiche o cose fantasy. Ma tanto lo sai, no? Sei un così grande fan. Ok, senti, Tu non hai visto neanche uno dei miei film, vero? sono un grande fan della tua fama. Certo. È che se devo vedere un film, voglio... Capito? Ah, sì. Roba che attira. Cliff Barra.
I miei film esaminano la persistenza del male nell'umanità. Mi spiace se non ti attirano abbastanza. Ma ora che hai svelato le tue carte, perché non dici come davvero hai avuto la pellicola? Beh, se è questo che vuoi sapere, dovrò chiederti qualcosa in cambio. Aspetta. Ah no, ok. Pensavo facesse famo la parte sua così. Scommessina sì. Facciamo scommessa. Scommessina Ti sì. tiro un cazzotto in bocca, se non ti saltano i denti ti rivelo tutto. Qualcuno ha detto rispettosa. Potete essere rispettosi, ci sta. Quindi tu di base all'assalto di Franco Pietra sei Rendiamolo sopravvissuto. intrigante. Ecco, Scommessina. sì? Se vinco, mi dirai tutto. Se perdi? Io ti do la mia parte di Rispettosissima. film. Sì. No, l'idea pure ci stava, però È fatto. capendo come Non si lui torna indietro. conviene abbiamo mica azzardare un 12 pochino. anni. Moneta? Sì, ma scelgo io. O così o niente. Bene. Vai. Allora? Vai Gianmarco, scegli. Vai Gianmarco, scegli. Vai, mi piace. Ok, la trasti. Testo anche io, sì. Ok. Mai rischiare in giochi dove non puoi barare. Se è vero. Vediamo se è testa, dai. Magari è scriptato. Testa. Beh. Croce. Ah, che ghella. Aia. E niente. C'era un patto? Ma No, no. Ah, Truccata? bravo, scriptato. bravissimo. Ehi, devo provarci, no? Fanculo. Ecco qua. Sì. Ci stava tutta. Sei un coglione, però. Allora, Torniamo a noi. Questo fatto, questi c'era la qua. statua Vediamo qui. questo qui. Questo intero posto somiglia a un set cinematografico. Ah, Demone accadico, Mesopotamia, XXIII secolo a.C. Statua dell'impero accadico. Il cuneiforme sulle tavole d'argilla frammentarie scoperte nelle vicinanze indica che rappresenta un demone mitologico. I fedeli lo ritenevano in grado di conferire poteri soprannaturali in cambio della loro devozione, proteggendoli e distruggendo i loro nemici. Ok. però questo non mi scusa. Non c'è Sì, ne è niente. interessata alle rappresentazioni di forze divine distruttive. Quindi c'è, no, c'è, come ne vedete prima tutto l'altro lato, non vorrei che vai nell'altro lato della stanza e scatta qualcosa. Non penso. Vai. Va bene. C'è una scena di Ironheart quando appare Mephisto, era quello. Spoiler. Mamma mia bella, che belli. Vabbè, vediamo questo qui. Una scenetta allegra. Oddio, come album di una CD rock, secondo me ci starebbe bene. Sì, C'era anche un'altra cosa sul tavolino qua. Il culto del terrore di Justin Joeffrey. Capitolo 8. Manifestazione. Ok, scendi. Grazie. Ok, gira pagina. Magari c'è qualche dettaglio, qualcosa. Una lettera segreta? Scusa, mi sto avvicinando, sono più vicina, sempre più vicina. Scendi giù.
È una storia horror normale, magari c'è qualcosa. Il problema è chi l'ha scritto, mica è qualcosa di cui già abbiamo, qualcuno di cui già abbiamo sentito parlare. Onestamente non mi ricordo. E ci sono i tarocchi. Ciò che è un romanzo in questo mondo è un'oscura realtà in un altro. Ah, metti il menu, metti gli indizi che abbiamo trovato, vedi se ti dice qualcosa di sta cosa che abbiamo sbloccato. Aspetta. Allora, ho collezione, manufatti, Murder Mill. Ci sono altri se scendi ancora più giù? No, ti fa scendere proprio. No? Destino allora potrebbe essere? No, eccolo qua, eccolo qua. Ok. Va bene. Ah sì, il progetto del macchinario spazio-temporale che tu trovi e riconosci subito. Giusto. Ok, queste sono già tutte così. O magari calcolando che è Dead by Daylight, quindi lui è morto adesso e si trova nell'altra realtà e c'è possibilità di tirarlo fuori. Aspetta. Bottone. Quello è... E sangue questa qua rappreso. la conosciamo. E ce l'ha lei. Ok, questo è per Questo andare è per avanti. andare avanti, quindi puoi fare tutto quello che vuoi. Va bene. Allora pulsantol. No? Che vedi con la signora? Oh, aspetta, torna indietro. L'angolo a destra. Oh, C'è un pretzel. c'era un pretzel. Soldatino di Victor mi ha detto che dovevano morire di una morte violenta per aprire i cancelli. GG. Sono qui al Cinema Trade Winds sulla Texas Avenue, dove stiamo assistendo a una specie di protesta, o non so, finora posso solo riportare vari attacchi perpetrati ai danni di gente comune, polizia e personale medico. Non è ancora chiaro, almeno a noi, quale sia il movente di questo tumulto, però... Talmente che demoniaca sta cosa che manco facendo tutto il film si è iniziato a fare bordello ovunque. Che un impiegato è stato ucciso a calci durante una proiezione di Murder Mill. Da qui io vedo ingenti danni causati al circondario e tutta la polizia mobilitata nel contenere la folla. Ok, adesso è in corso un arresto e molta gente converge sul punto, assaltando gli agenti da ogni lato. Aia. Oddio, ok, questa era una... Ok, abbiamo capito che era un film maledetto, ok, va bene. Si vede? Non vedo niente. Va benissimo. Oh cielo. La polizia ora ha aperto il fuoco. Porca troia. Cazzo. Le voci sul fatto che Murder Mill provochi furie violenti nel pubblico sono fondate. Quindi se vedevi sto film impazzivi, sembra. Sì. Quindi com'è che tu, che comunque hai partecipato alle riprese, sembri sana? No, già l'hai aperta pure prima questa qua, no? Però c'è qualcosa qui poi... Stavolta non è normale, va bene. Ma penso non ci sia nient'altro, allora abbiamo trovato pure la statuina extra. A posto. Cosa c'è qua dentro? Puppolo?
Questo... Aglia. No, È lei. non può essere. Impossibile. Una telecamera Super 8 rotta. Ehi, Linda. Non può essere. Oh no, Franco Questo Pietra lo anche devi qui. vedere. Il ciondolo che avevamo già Che visto. cos'è? Già, ma... Era qui ed era aperto a Sì. questa pagina. Quando Bellissimo. nella parte iniziale col poliziotto Vengono stavamo fonti per di arrivare da grande Frank potere. Castle, Possono assumere c'era sul vari muretto forme. c'era il cuoricino così con l'immagine Manifestarsi come dentro. cimeli di vittime passate. Vittime. Cimeli di vittime passate che possono diventare talismani protettivi per chi li indossa. Mm. Cosa significa? Non lo so. Ma sarà importante se Augustine ha lasciato aperta questa pagina. Ok, oggetti che hanno un'impronta d'amore dentro ti fanno lottare contro Harry Potter. Oscurità, il potere dell'amicizia, eccetera, eccetera. Scusi, lei è? Atti? Sì, c'era una strana attività, è vero, fuori nei boschi. Ciao Kerus! Ma è lo sbirro! Bonsoir, che è russo? Oh! Ma così che botto! Colpo Gianmarco! Come si fa? Come si fa? Levetta destra! Fireti! No, non me lo sapevo io, però, scusate. Ah, è una buona non lo fa, però. È la sceriffa. No, non ti preoccupare, tutto a posto. Stiamo continuando la storia qui e sta andando bene. Uno già è morto, proprio è tagliato. Un posto molto pericoloso e i cazzi passano Cioè, a non me. è detto. Sì, io c'ho ancora l'altra tipa, Recuperiamo il potrebbe resto essere di della no. Tu tutto Pare bene? Che non metta Eh? più in dubbio ciò che gli dicono. Cioè, è sveglio, ma anche i Avete genitori visto la storia sbagliano. Microsoft? Deve ficcarselo in No, quella che è successo? testolina Che mi bacana. sono perso? Bonnie, Non può fare il mammone tutta Quasi la vita. 10.000 Bonnie, licenziamenti. eh? Un fa un po' culo! freddo. Troviamo gli altri e andiamocene. Oh, fa freddo. Sarà Già. stato quel titolo di cui Ho non una ricordo cosa neanche utile. il nome, che provammo anche in Fino a live domani. e che non ci piacque tantissimo? Che non ricordo il nome, porca la miseria. Sarà che pure alcuni titoli, alcune cose portate Ma da sì. Microsoft, che fa 800 cose buone, ma quelle 3 o 4 cattive che fa, ne manco colpa sua. No, annullato perfetto. No, che russo, no, ja. Poi mamma sto rubando una serata, mo. Hanno proprio chiuso. Oh, sì, grazie. Chissà perché società emergenti che stanno facendo giochi, vendono tanti giochi, fanno tanti soldi e non chiudono. E chi fa giochi in un certo modo poi non vendono i Ops, giochi e sono mi sono costretti a fare raffreddata più licenziamenti. di Guarda un po' quanto che, credessi, mentre vi che seguivo combinazione, fin qua. strano. Io so i miei limiti. Ho dovuto affrontarli per poter superare gli ultimi Ma tempi. io a non ho casa. aperto siti Non è di male notizie e passare tempo quant'altro con la oggi, famiglia. quindi grazie che sei passato e Classiche mi hai dato la parole di chi non notizia. trascorre molto tempo con la mia famiglia. Sono stata molto con Aime. No, lo sappiamo, è un Ahimè. mercato strano. Mercato strano. Non è male. Si capisce che se si Devi fanno prodotti solo buoni, come si è crescere. sempre fatto sotto un certo punto di vista, Devi convincere guadagnano la via da soldi Cedar e Hills con questi dopo soldi il diploma. possono pagare i Tipo dipendenti a New senza York, licenziarli. Tu ovunque. guarda un po'. Che non resti qui. Non so se Aime si immagina Spencer un ha altro detto che i posto. licenziamenti sono dovuti al Non fortificamento penso della così, no. divisione gaming. Beh, Però perché se non ci licenziare pensa quelli che lui, già erano lì? devi farlo tu. Posso capire gli altri Partire. clienti si devono alla divisione gaming. Sì. Cioè, sempre se non c'è un motivo segreto. Per e cazzo un la motivo prematurata esposto con per lo restare. scappellamento a destra. Ma sì, dai, mettiamola nel chill top. Tanto è morto, quindi Enzo l'ha ucciso. Però io volevo salvare la mia ragazza che stava entrando in un portale mistico Oggi, e c'era se il io signor ti vedo Franco entrare Pietra. in un portale mistico, io là ti lascio. E questa è una cosa che sapevo. Ricordo Ma la ne sera esiste quando proprio. accade in quel gioco che sembra ci hackerò qualcuno o quant'altro, molto horror. Buonanotte. Io già sono con un piede fuori. E tu cosa ne sai, Bonnie Rivera?
Guarda, se c'è una sola cosa che una cittadina come questa ha da offrire, sono i pettegolezzi. Purtroppo alcune società non hanno capito Perché la odi cosa così tanto principale, non cibarsi? tanto Microsoft, Tempo fa, ma Mary chi la fa mostrò. giochi. Visto che stanno Al spuntando tempo credevo sia che il grazie mondo agli iniziasse a indie Main Street, che anche facesse studi il giro minori che della stanno terra portando bei e titoli, tornasse di nuovo a Main Street. le care Solo traslocando a New Capcom, York, Microsoft capì in che questo caso, il Sega, mondo tutte le reale società inizia a Canal grosse Street. Fa su e giù devono un tra la attimino Avenue capire C che e stanno la iniziando West ad Side arrivare Highway nuove e alla alternative, quindi se 14ª fate finisce. cose di Di merda Cedar Hills e neanche non l'ombra. ve le compra nessuno e poi escono altri giochi e Come va vengono con la tua band? comprati, Vorrei non è che le vedervi persone esibire. non hanno i soldi per Oh, comprare i giochi, terminati, soltanto le persone poi sciolti, si scocciano caput. e non buttano i Un soldi. peccato. Tranquilla. Settore Storie molto da molto band. bene, la qualità Ho conta. iniziato per Sì, no, rimorchiare, è quello sto poi ho dicendo, fatto per lui l'errore di troppo uscire piene con alti tipa si della pensa mia solo ai band. soldi. Eh? Ad Lei alcune era persone è ok, stato ma detto che è stato quando ha confermato di scoperto come che il mio girano rientro a certe casa cose sotto un era certo punto di vista. lungo, lei e la Guardate, band fate hanno questi continuato giochi senza fatti di in me. questo modo qua, portate certe meccaniche, portate certe tematiche, voi venderete Meritavi tantissimo. di meglio. A chi ha tanti soldi e vuole ancora di Già, più soldi, gli sventoli lo davanti di penso avere anch'io. ancora più soldi, ecco come sono nati certi titoli. Dovremmo andare dagli altri. Sei sicura? Io mi stavo scaldando. Sì, sicuro. Però l'intenzione del 4% dell'intera forza lavoro aziendale, cazzo, è una rivoluzione. Anche abbastanza grandicella, direi. Però io penso, ma 10.000 persone che non hanno il posto di lavoro, e se vedi all'interno ci saranno anche persone molto competenti, che comunque per arrivare a certi livelli devi saper Appena mamma farlo torna a il tuo casa, lavoro, ciupatemela tutti e chi per si è colpa visto di si è qualcuno visto. in alto Ciupate. che ha preso scelte sbagliate e Una tu ti botta ritrovi in al giro volo per e strada. tanti saluti. No, Non credo di... ha fatto Me il ne suo vado. Oh, tu mese. sei arrivato nel posto più Per sempre. bello, Gianmarco. Oh, Io qua già c'ero stato. Questa è Ti proprio la capisco. morte di Franco Pietra. ritorni. Che altro Oh, fa? c'è un Siamo altro stati- pezzo lì. Cambiare la Ma questo è città? quello dell'altra volta, oggi ce non n'è ci abbiamo una. fatto qua. No. E che Ma fai come lì? no? No, mi Quello ricordo che sto faccio cazzo di sempre. posto. Fare cose, casini. Magari farò un Scusate, film. io sono venuto sì. qua, ho Sembra mosso divertente. questo. Per Ah, aprire La quello là. piattaforma è arrivata Ma qua e abbiamo quella aperto la telecamera? scatola. Cioè, ma- Che cazzo vuol Cioè, ma dire? hai appena visto un non è portale mio. che si apriva ed è È di ritornato un Anne, lo so. morto? Dove l'hai presa? Comunque ho finito il primo palazzo, tanta L'abbiamo roba. presa in un emporio in città. Ah, Ero livello Vedo 40, anche tornei l'unico. settimanali, Sì. tanti punti, vinciamo tutti. L'ho fatti vedere anche prima a Regen. E come funziona un pochettino il tutto. Poi il torneo scade stasera, ma parte quello nuovo che dura fino a settimana prossima. Quindi arrivate al livello 40, sbloccate la modalità Nightmare, fate i fight, quelli grossi, in qualunque momento volete, tanto sono liberi, non c'è bisogno di punti stamina, non c'è bisogno di essere a livello anche alto perché sono a vari livelli di difficoltà, li potete provare tutte le volte che volete. La cosa importante è che allo scadere del torneo fate la vostra prova migliore, anche potenziandovi i vostri personaggi nei giorni successivi. Più punti fate, più bonus prendete in singolo, più partecipate, più prendiamo come gilda tutti qualcosina per potenziare i personaggi. Hai sbloccato anche le carte. Consiglio rapide, hai visto le carte, hai visto i tarocchi, dimenticateli al momento. Non spenderci risorse per potenziare quelle grigie e quelle blu. Vai tranquillo, puoi fare benissimamente senza. Se trovi qualcuna Ehi! blu, Ragazzi, dalla qualcuno, vedi, mettendo l'opzione, poi al limite in questi giorni ve la faccio vedere con Dove calma, sono perché tutti? con 2 o 3 mosse vi potenziate il personaggio al massimo. 1-2 blu al massimo per non consumare né oggetti per potenziarle né per buttare risorse, anche perché tutte queste carte le potete poi usare per potenziare le viola e le dorate. Bisogna puntare alle carte dorate. Si trovano, ve le dà già il gioco, vengono regalati pacchetti ogni tanto, e nella versione CN sono stati fatti alcuni eventi ogni tanto dove semplicemente giocando ogni tot al giorno e facendo sempre le giornaliere ci si poteva costruire una carta personalizzata. Al massimo se ne potevano fare 2, quindi vedete un personaggio a cui vi serve un determinato seme di una carta, la tipologia di tarocco eccetera, e ve la fate potente come piace a voi. Questa patch, che tu sappia, è già possibile ottenere il navigatore della storia principale, cioè intendo l'altro Phantom Things che si vede nell'introduzione. Sì, sì.
Allora, posso confermare ufficialmente, sono arrivato al blocco in cui bisogna aspettare l'aggiornamento, mentre lo apri sotto e ci appare davanti come se niente fosse. C'è un blocco. E chi conosce Persona dovrebbe anche capire dove dovrebbe fermarsi il tutto. Allora, prima che parte una cutscene, nella versione CN c'era un sistema di aggiornamenti su base di ogni 2-3 settimane. Aggiornamento di storia, aggiornamento intermedio e aggiornamento minore. Però visto che il resto del gioco finora già c'è, non dico fra 2 settimane, ma penso ciclo successivo si continua. Oh no. Si continua. Jaime. Jaime. Ma sto cercando ancora di capire come la situazione con gli aggiornamenti e tutto. Sì, È diventato burro. Linda, lui. ed attivo l'evento da oggi per prendere più materiale. No. Ah, come cazzo è successo? Ho sbagliato la scelta, signorina, scusate. Quello con i capelli neri, io ti dico che nelle cutscene sono apparsi anche personaggi molto più avanzati, non me l'aspettavo. Pronto? Pronto? Uè, Bonnie, troviamo Chris e Robert, loro sapranno. ok. Non so Sì, se sì, di questo stavo parlando. Avevo visto la notizia oggi, quindi conviene approfittare un che c'è? pochino. Sembra quello che Frank Stone ha fatto alle sue... Oh, merda! Potrebbe essere un emulatore. Andiamo via. Non lascerò Jaime. Bonnie, dobbiamo Ahimè, andare. adesso è Su. diviso in tanti punti. Ce n'è più di uno. Sì. No, già, ma questo è il problema pure di qua loro. Franguccio? Franguccio. Devo correre, Ella. Scappa! Cosa? Corri, vai via! Si vede solo attraverso la telecamera comunque. Vai Gianmarco. Non so che devo fare. Ah, non ne ho la più pallida idea manco io. Tengo i tasti. Allora, concentriamoci. No, problema. Alza telecamera. Registra. Ma sei diventato Fatal Frame. Avvolgi, premi. Premi X. Sto spammando. X, li hai premuti tutti tranne la Sto X. fatto di merda. Vai. Ok. Ma perché i tasti tuoi sono così strani? No, la X è sempre stato qua. Ah, PlayStation Arena K. E qua l'Xbox sono un altro La sistema. pulita tu me, io non l'ho Ok, quindi già ma Devo solo- quando la vedi in quadri, Sì.
fai proprio fatal frame. Ok, vai già, Mox. Attento che si vede solo con la telecamera, eh. Questo fa lo sgrondelino. E di qua non si va da nessuno. Allora, non ce la fa a passare su. Ok, Francuccio non c'è. Abbassa il montacarichi, ok. C'è il generatore? No. Allora, al momento sembra tranquillo. Vedi davanti. Oh no. Francuccio? Se riesco ad arrivare lassù, quella è la mia via d'uscita. Allora. Aspetta, però c'era qualcosa dall'altro lato. Lo so. Questo passa per qua sotto, ok. Sente doppio l'audio del microfono. No, ma noi li usiamo sempre così. Forse se è disattivato, aspetta, ma lo spengo e lo riaccendo io. Quando lo riaccendo io. Devi fare il generatore, giustamente. No, però di solito si sente bene, quindi se hai notato qualcosa, vedi adesso mo come si sente. Trova le parti per riparare il generator. Ok, no, e ogni tanto che mi sono allontanato, l'ho spento. Se quando lo accendi parli dopo neanche qualche secondo, non prende bene il segnale. Mettiamola così e ogni volta me lo dimentico. Oh, dai, comunque hanno diciamo messo il mood da Dead by Daylight. No, questo sì. In un'avventura così, tanto di cappello. No, già no. Sento un sbrondel. Sulle scale non si poteva salire. Magari si arriva fino ad un punto e si può prendere qualcosa. No, proprio non ci sono le scale, ok. No, questa musica è un po' troppo forte per i miei gusti. No, e allora devi vedere dall'altro lato, già. Rifai il giro. Non so il giro. Aspetta, vedi prima indietro per sicurezza, visto che già sei a posto. Fatto. No, c'era un'altra zona indietro là, vai avanti qua, in fondo a destra. No, ok, ok. Magari qualcosina qua dietro e non c'è niente, ok. Allora. Si fa il generatore. Scorreggiato? Sbagliato. No, è chiamato a Francucci. Sei diventato una acchiappafantasmi professionista, Gianmarco. Basta. Madonna mia. Minchia, l'hai sciolto subito. No, Gianmarco. Ma aspetta, devo fare per forza una botta. Almeno una la devi fare, un quick time event. Allora ho perso. Amen. Sul gancio!
Está muerto, chico. Il gancio del capannone. Questa cosa però non so se se la ricordate nel futuro. Però è sopravvissuto. Sì. Possiamo cambiare, dai. Mystery Manor. Fammi switchare, dai. Ho fatto già troppo oggi. Nostalgia mi piace. Cioè, ti eri dimenticato che era un quick time event e No, dovevi premere? semplicemente di solito c'è il tempo, il coso gira, se non lo vuoi premere subito, aspetti il No, continuo questo a è girare. un one shot. Io Questo non gioco. gioco a sta roba, quindi non ne ho idea. Quando io te lo do all'improvviso, tu lo fai, punto. No. Tentativo secondo, no, Ancora sul gancio. Quindi al momento non È devo passato capire. di tempo, Almeno 20 anni. Ormai ho smesso di contarli. Direi che ti ha fatto bene. Sei molto arzillo per... Mi spiace, ma dobbiamo saltare i convenevoli. Cazzato. Dobbiamo parlare. Non c'è... Quindi anche lui avrà un pezzo della pellicola. Scusami, ma tu chi sei di preciso? Già, e perché arrivare così se vuoi solo parlare? Tu tieni chiusa quella bocca da bugiardo e fatti gli affari tuoi. Sam, Devo farmi Oh, anch'io oh. gli affari miei o ti stavi rivolgendo solo a Stan? Maddie, lui è Sam, lo sceriffo di Cedar Hills. Non Ah, hai tale molti padre, poteri tale qui, figlio, nonnetto. giustamente. Ex sceriffo. Perché sei qui? Lo sai benissimo perché. No, questo è sempre L'avrò il padre del dimenticato. ragazzo. Oh, Non bella era il- fortuna per te. Era Sam. Tanto tocca a me pulire Non i è il casini figlio, combinati Sam. dal tuo bambino. Cosa? Ma stai parlando del film? Sta parlando del film? Hai fatto davvero male a venire qui, Linda. No, è l'amico loro, quello Cosa di non doveva è il rimanere padre nell'oblio? poliziotto. Quanti anni c'ha, scusami? Perché vuoi un quando anni stavi, scusami. Però se lei è cresciuta ed è Vediamo, diventata anziana così, mettiamola così, Non lo so. e il padre che già era anziano, come è diventato? non era anziano proprio. Però era già più adulto, loro erano ragazzini. Proprio Sam. È proprio lui. No, io volevo dire un'altra cosa. Non ci sta. Vabbè. No, è proprio lui, Giamma. Chris Linda, no, l'altro. Che poi l'ha salutata amichevolmente, non ha detto, signor ex No. sceriffo. Sam è il padre. E che cazzo, è ancora vivo? E che già fai? Parlo, chiama, un po' riprendi sto, non è chiediglielo, scusami. Va bene. È lui. Però ti trovi col mio conto, visto No, che erano perché già qua è- giovani qua è fino ad un certo vecchio, punto. qua è diventato Dai, 40 anziano, mezzano, No, ma anziano no. adulto, C'avrà giovane 37 adulto. anni, 38 ok, anni, vabbè. quando terrà 57, Vabbè. 58, 60. Io non mi sbaglio, sono troppo forte. E sono anche appeso. Ecco. L'ho appeso. Queste due frasi cozzano un pochino, quello- però va bene. Quello là. Buona sede anche te, quello. Fine a questo È lui. punto. E anche agli Guarda, altri. quella voce già la faccio oggi. Sragionando, mamma mia. No, non mi piace, sragionando non mi piace, non lo approvo. Ah. Ma è diventato il dispenser per l'acqua per la pasta, porca la miseria. Minchia, è calda. Madonna mia. Madonna mia. Quando pensano, Dai, pensa in Pondera. fretta, si cazzo. pondera, si riflette, 67-33 sono addirittura. convinta, Ma smettila. disposta. Sam, tu credi davvero che sia maledetta? Palle, Non è Reagan, possibile. va bene. Come fai a dirlo dopo quello che è successo? Perché? Che è successo? Tu non ricordi? E la causa è quello che è successo a Cedar Hills. Cambiato tono Succede all'improvviso. Eva, all'epoca, e adesso, mi capisci? Io... No, mi spiace. Tu hai la tua parte di pellicola? Sì, ce l'ho ancora. E loro? Tutti li abbiamo. Oh, meno male. Allora non è tardi. Ma Augustine ha fatto a tutti un'offerta. E voi avete rifiutato. Vero? Esitante. Non lo voglio fare incazzare troppo, mi fa paura. No, però capendo cosa c'è dietro a sto film, teniamolo un attimo separato, non lo
Facciamo tornare un tuttune, capito? Per forza. Noi non abbiamo ancora deciso nulla. Ok. Ok. E questo è un buon inizio. Se facciamo per bene le cose, forse Ok. possiamo ancora risolverle. Non fa votare? Reg, quello fino a mo' stanno votando. Mi sembra Linda, strano. ma cosa sta dicendo questo tizio? Le parti di pellicola che portate in giro con voi sono un film che Linda girò con i suoi amici. Con mio figlio. Ma non soltanto. È una prigione. Sì, perché il tuo è un voto potente. Cosa Sì. antica. Molto. O forse è più solo potente stronzo, di come dice qualsiasi Reagan. cosa mai concepita. È pura corruzione maligna. Dalla fame incontenibile. Oh, ok, Sam. Stiamo esagerando, oh no? Da che pulpito arriva, signor Stanford? Un attimo. Voi vi conoscete? Ah, purtroppo è da un po' che mi tocca subire le dichiarazioni strampalate e le drastiche esclamazioni dello sceriffo. Povero, fa quasi compassione. Però devo ammettere che hai un aspetto migliore dall'ultima volta che ti ho visto. Ma che fai? Questo bugiardo ha manipolato mio figlio Robert e ha rubato la sua parte di pellicola mentre lui era in un periodo Ecco dove l'ha delicato. presa. Io commercio onestamente. Non faccio le cose di nascosto come una specie di truffatore. Cazzo. Oh, attenzione. Ma vaffanculo. E fanculo le tue stronzate. Non dovremmo seguirlo. No, non ce ne fotte un cazzo in realtà. Vai tu a tenere d'occhio Stan. Io resto qui. Non so, Ma avete tutto tutte le quello che stesse avete possibilità. Non sono Sì, è se vero. tu sei Io dal non cellulare, so. se lui è dal computer. Ma so che nessuno Il dovrebbe gioco li manda rimanere come da solo. sondaggi normali, quindi non so quali sono le limitazioni, però gli altri stanno votando. Prova a chiudere e a riaprire la live, magari si sblocca. Twitch ce l'ha sta cosa che se chiudi e riapri salva tutto. Tocca solo a me, mo, No, sta- no, facciamo così, aspetta, ma facciamo però un devo change. comunque... Entra e completa la live e quando ti puoi muovere stacchiamo, sì. No, mi fate 800 sequenze solo a me stasera. L'altra sera per le facessi Era praticamente già solo... chiusa prima. Io uno ho fatto fare... boom. Vabbè, io pure mo sto a Pesol. No, Stan, mi devi ciucciare le palle stasera. Oddio. Ok, Tanto questo si salva là. Quindi... allora. Ti fai una bella missioncina? Sì, Una sì, consegna. ci facciamo due chiacchiere e Una quant'altro. Ok, consegna. allora ragazzi, se mi date 2 secondi, Facciamo le stacco la consegne. live, monto la play, mettiamo Dead Ah, è Stranding vero. così ci gioco un po' finalmente, che è bello, solo 40 minuti. E facciamo pure 2 chiacchiere nel frattempo. Dai. Datemi giusto 2 minuti e torniamo.